Dunque, mettere in sicurezza un sistema è una cosa molto complessa. Dobbiamo immaginarci appunto che i dati risiedono su basi di dati e quindi, diciamo, a parte l'identificazione che deve essere fatta in modo accurato con almeno 2 canali diversi, ci potrebbe essere una vulnerabilità nel sistema che permette a un attaccante di entrare e di accedere al database, come è successo in alcuni casi eclatanti. Nella rete della Sony un paio d'anni fa hanno rubato tutte le password, cose di questo genere. Oggi esistono dei sistemi ad altissima sicurezza, e tra l'altro sono sistemi Linux, per cui anche accessibili come costo, che permettono di tollerare vulnerabilità. E quindi se c'è una vulnerabilità nuova, il sistema può, con dei controlli degli accessi sofisticati, arginare la vulnerabilità in modo tale che, per esempio, una vulnerabilità sul web non permetta all'attaccante di accedere ai database. Quindi suggerirei di cercare un livello di sicurezza di questo genere. Al giorno d'oggi i dati, tutte le nostre attività sono digitalizzate, quindi posso accedere alla mia banca e fare operazioni direttamente in rete. E di conseguenza la sicurezza sta diventando sempre più importante e ha la stessa importanza della sicurezza fisica, se vogliamo, in quanto un attacco informatico può avere delle conseguenze gravi, quale la perdita di denaro o addirittura dei rischi. Se per esempio un hacker potesse entrare nel sistema di una centrale nucleare, potrebbe causare dei rischi fisici e ambientali devastanti. I dati clinici sono chiaramente dati sensibili e anche la normativa prevede che vengano protetti con sistemi di sicurezza elevati, e in particolar modo l'identificazione del cittadino deve avvenire con quello che viene chiamato identificazione a 2 fattori, quindi non basta più la password, serve un secondo canale, un secondo sistema di verifica, che potrebbe essere un token, un oggetto che produce delle password utilizzabili una volta sola, o addirittura una smart card che fa un'autenticazione forte, un'autenticazione di sfida e risposta. La sfida in questo caso è utilizzare un sistema che sia veramente usabile e non troppo costoso, perché deve essere distribuito a una popolazione estremamente elevata che non ha abilità informatiche necessariamente di un certo livello, e quindi per esempio una smart card può essere problematica da installare nel sistema e utilizzare.